relatori molto validi: Gabriele Pernecchia, che è un esperto di finanza e di questioni economiche, Marco Cavedon, che è un esperto di MMT e vi spiegherà lui personalmente di che cosa si tratta, il gruppo Cittadini oltre la crisi e l'associazione Società Sostenibile, in collaborazione appunto con il gruppo MMT Veneto, vi presenta una via per la sovranità monetaria, che è una cosa da recuperare quanto prima, ed è per questo che noi ci siamo presi il compito di cercare di informare il più possibile i cittadini di che cosa si tratta, visto che c'è un grosso deficit di informazione in questo paese, soprattutto attraverso i mass media non viene assolutamente spiegato questo argomento, e in ogni caso vengono usati sempre dei termini molto criptati, molto complicati, solo per addetti ai lavori. Ecco, noi cercheremo di sminuzzare il più possibile la materia, per cui do la parola subito a Gabriele, che inizierà con la sua relazione. Dopo un mini intervallo ci sarà Marco, che ci introdurrà il suo argomento sulla MMT, ci spiegherà bene di che cosa si tratta, e dopodiché ci sarà uno spazio per le domande. Abbiamo predisposto dei fogli per scrivere le domande, se volete, che possiamo far girare nel frattempo che vi vengono in mente, no? E in modo poi da poter fornire un prospetto, e così il tempo che ci rimane per la discussione non sarà come al solito compresso nei convulsi ultimi 10 minuti. In questo modo speriamo di riuscire a organizzare una serata piacevole per tutti. Buon divertimento! Grazie Patrizia. Preferite il microfono o vado a voce? Col microfono, benissimo. Allora, grazie per essere intervenuti questa sera, nonostante il tempo non sia proprio clemente e soprattutto nonostante l'Italia e Germania. Come ha detto Patrizia, Gabriele Pernecchia, mi interesso praticamente da sempre di economia, finanza e politica, ho 4 lauree in economia e 3 scienze politiche, e spero che questo mi aiuti per questa sera. Qual è la mia intenzione? Per la trasparenza devo dire subito esattamente che cosa ho intenzione di fare e qual è il mio proposito. Il mio proposito è molto semplice, quello, come ha detto giustamente Patrizia, di dare informazioni. Cercherò di non usare aggettivi, cercherò di non dirvi qual è la mia idea personale, nel caso ve lo dirò, quindi potrete apprezzare se vi appartiene la mia personale idea, oppure potrete tranquillamente rigettarla. Le informazioni che ho raccolto, la maggior parte, sono disponibili in internet, quindi se volete approfondire, anzi vi prego a fine serata, se avete delle domande di approfondimento, volentieri, se sarò in grado ovviamente di rispondere. Vi prego anche di fare un lavoro a casa, quindi vi do anche un compito a casa se lo vorrete fare, e andare a cercare le informazioni aggiuntive che magari non sono stato in grado o vi ho dato in maniera parziale questa sera. Ho 30 slides. Mi è stato concesso un'ora, quindi avrò 2 minuti per ogni slide. Cercherò di essere solerte il più possibile e farò tutto quanto è possibile per rendere le slide. Mi serve un punto di partenza da dove partire. Siamo in un periodo di crisi, l'ultima crisi che si può assimilare alla presente è quella della crisi del 1929. Che cosa è successo nel 1929? Una cosa piuttosto semplice, purtroppo si ripete in questi giorni, una crisi di carattere finanziario che si è trasformata in una crisi di carattere economico. Chi speculava in borsa ha avuto dei problemi, questi problemi si sono trasferiti dall'ambito squisitamente speculativo nell'ambito dell'economia reale. Questi 2 signori, li vedete qua in foto, sono Glass e Stigl. Questi 2 signori hanno preparato la Federal Deposit Insurance Corporation, che non era nient'altro che una legge bancaria. Che cosa si prefiggeva questa legge bancaria? Visto il disastro finanziario ed economico della crisi del 1929, con il loro atto, con la loro legge, Stigl e Glass avevano definito 2 principi importanti, fondamentali. Primo, con questa legge bancaria venivano garantiti depositi fino a 250.000 euro, quindi non si potevano perdere più di 250.000 euro. 250.000 euro che venivano depositati in una banca erano garantiti ed erano intoccabili.
Il secondo punto essenziale, fondamentale, è quello di separare l'attività di carattere squisitamente speculativo, uno se vuole speculare in borsa, titoli di borsa, valute, azioni, obbligazioni, petrolio, grano, eccetera, lo poteva fare, ma l'attività speculativa non poteva andare a intaccare, nel caso l'attività speculativa fosse in perdite, non doveva intaccare l'attività di carattere economico, e quindi la separazione ben distinta fra le due attività speculative e l'attività di gestione del risparmio. Quindi le banche, dovevano esserci due tipi di banche di carattere squisitamente speculativo e banche di carattere di gestione del risparmio. Questo Trigalact ha funzionato dal 1933 fino al 1999, quando l'allora presidente Bill Clinton ha deciso che il Class Trigalact non doveva più essere utilizzato, non aveva più valore. Qualche anno dopo, nel 99, anno 2007, sapete la crisi dei subprime negli Stati Uniti del 2007, che si è trasferita da crisi di carattere finanziario in crisi di carattere squisitamente economico. Quindi coloro che avevano i depositi in banca, coloro che erano indebitati, eccetera, si sono visti pignorare da casa, moltissima gente ha perso il lavoro, purtroppo. E quindi la crisi di carattere finanziario si è tradotto direttamente in crisi di carattere economico, coinvolgendo poi tutto il resto del mondo. Ho un primo breve messaggio. È Enrico Letta che spiega il cosiddetto divorzio fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Due signori, l'allora governatore della Banca d'Italia. È stata una svolta nella politica monetaria ed economica, questo ha voluto dire disaccoppiare, separare ciò che in tempo invece era unito. La politica monetaria la fa la Banca d'Italia, la politica economica la fa il governo. Questo vuol dire che la Banca d'Italia non era più costretta a comprare tutte le emissioni di titoli di debito che faceva il Tesoro. Quindi la Banca d'Italia non era più costretta a emettere moneta per riuscire a coprire ciò che il Tesoro faceva. Questo voleva dire responsabilizzare di più il Tesoro e soprattutto voleva dire tentare di abbattere l'inflazione. L'effetto fu che sull'inflazione questa operazione riuscì, l'inflazione dal 20% quando a venire al 5-4%, sul terreno del contenimento della spesa pubblica ci vogliono invece politiche successive perché quella decisione evidentemente non fu sufficiente. Se non ci fosse stata quella decisione, innanzitutto non saremmo entrati nella moneta unica, perché la separazione e l'autonomia della politica monetaria è uno dei crismi da cui è nato il Trattato di Maastricht e da cui poi oggi vive la moneta unica europea. Oggi è importante, è fondamentale, anzi viene riscoperto questo ragionamento perché durante la crisi finanziaria ultima gli Stati membri hanno chiesto alla BCE di comprare obbligatoriamente titoli di Stato, titoli di debito, e la BCE lo ha fatto in parte e questo dibattito è aperto, quindi è una questione oggi completamente di attualità. Oggi ribadire l'autonomia della politica monetaria vuol dire anche ai governi nazionali mettete insieme le politiche economiche a livello europeo, questo serve a tutti. Rapporti straordinari se si pensa anche alla modalità che oggi è stata raccontata con la quale i due gestirono una vicenda tanto delicata. La gestirono con una grande complicità, sapendo che soltanto con una grande complicità tra di loro riuscivano poi a superare quelle opposizioni della politica che guarda a corto termine che li avrebbe invece bloccati. Questo rapporto di grande complicità tra di loro è sempre stata una delle cose che ho visto, una delle cose belle, una complicità positiva per il bene dell'Italia, per il servizio del Paese. Bene, abbiamo sentito l'informazione diretta, questo ripeto, su internet, quindi potete scaricarlo sempre lo avete sentito Letta che dice che è stata un'azione al servizio del Paese, che è stata una pubblicità positiva, perché in fin dei conti l'inflazione con questo divorzio 1981, anno che adesso andremo a vedere in particolare, questo divorzio è stato utile per il Paese perché ci ha portato da un'inflazione cosiddetta a due cifre, quindi superiore al 10%, un'inflazione, una cifra intorno al 5%. Questo sul lato inflativo. Sul lato invece del debito pubblico dice Letta, l'avete sentito dalle sue vive parole, sono state necessarie delle manovre aggiuntive. Adesso vedremo queste manovre aggiuntive in che cosa consistevano e che cosa hanno portato e soprattutto qual è stato l'effetto positivo per il Paese.
Questo signore, immagino lo conosciate tutti, è Nino Galloni, è stato, ha avuto incarichi presso il Ministero delle Finanze per parecchi anni, è stato professore universitario di economia e dice una cosa leggermente diversa da quanto ha detto Letta. Leggiamo che così sentiamo direttamente che cosa pensa Galloni del divorzio fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. Avete sentito che questo divorzio era per separare le due politiche, la politica monetaria che era in capo alla Banca d'Italia e la politica economica che invece è in capo al Ministero del Tesoro. Dice Galloni, il professor Galloni, col divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, per la prima volta il Paese è in crisi finanziaria. Cos'è una crisi finanziaria? Quando io posso essere in crisi finanziaria? Quando sono indebitato, non ho sufficiente reddito per far fronte alle mie obbligazioni. Sono indebitato, ho sottoscritto magari un contratto, delle cambiali, eccetera, non sono in grado di far fronte alle mie obbligazioni. Prima infatti era la Banca d'Italia a fare la prestatrice di ultima istanza, comprando titoli di Stato e di fatto emettendo moneta destinata all'investimento pubblico. Che cosa significa banca di ultima istanza, prestatrice di ultima istanza? Quando lo Stato ha necessità di indebitarsi emette titoli di debito, BTP, CCT, eccetera. Se c'è la banca nazionale, questa fa la prestatrice di ultima istanza. Dopo il collocamento, se non tutto il collocamento dato confine presso il sistema bancario del Paese e internazionale, c'è sempre la banca di Stato che compra la parte residua del debito che è stato emesso e che non è stato completamente attivato, che non è stato completamente acquistato dal sistema bancario nazionale o sistema bancario internazionale. Chiuso il rubinetto della lira, la situazione precipita con l'impennarsi degli interessi da pagare a questo punto a nuovi investitori privati, perché Andreatta, l'allora ministro del Tesoro Andreatta, aveva l'idea di costringere l'Italia a funzionare meglio e quindi pensava che staccando il rubinetto dei soldi facili, come almeno così lo aveva definito lui, di staccare il rubinetto dei soldi facili dalla Banca d'Italia verso lo Stato italiano, le cose sarebbero migliorate. L'interesse da pagare per conto dei nuovi investitori privati, il debito pubblico esploderà fino a superare il PIL. Quindi le manovre aggiuntive che dice Letta, secondo Galloni, invece hanno una valenza completamente diversa, un peso completamente diverso. Non è un problema, ma è esattamente l'obiettivo voluto mettere in crisi lo Stato, disabilitando la sua funzione strategica di spesa pubblica a costo zero per i cittadini. Qua, se permettete un aneddoto, in quel periodo io stavo per finire economia e nei corridoi della facoltà di economia noi poveri studenti parlavamo di questo e l'idea complessiva che noi studenti dell'epoca, qualche anno fa, avevamo era questa. L'idea di Galloni potrebbe essere una buona idea, purtroppo non abbiamo una strategy exit. Se non funziona saranno veramente dei guai per lo Stato italiano. E vediamoli adesso i guai, le famose manovre aggiuntive di cui parlava Letta. Però Letta parlava anche della riduzione dell'inflazione da 2 cifre a una cifra, dal 20% circa, un po' più alta, al 5% circa. È successo così, vediamo, spero che riusciate a vedere, sì, è grandissimo, quindi riuscite a farlo. Vedete che qua l'inflazione della serie storica parte dal 1956, vedete che dal 1956 fino al 1971, facciamo una media, non complichiamoci la vita, possiamo dire che siamo intorno al 4,5-5%. La prima salita, il primo picco, lo vedete in corrispondenza dell'anno 1971. Che cosa è successo nell'anno 1971? Una cosa che nella storia finanziaria mondiale non era mai successa. Dall'allora presidente Nixon degli Stati Uniti con un discorso alla televisione che è durato circa 1 minuto e 30 secondi a fare carta straccia degli accordi di Bretton Woods. 40 paesi si erano riuniti dall'1 al 22 luglio 1944 a Bretton Woods negli Stati Uniti e avevano deciso sostanzialmente
che l'unica moneta al mondo convertibile in oro, in ragione di 35 dollari all'oncia, fosse soltanto ed esclusivamente il dollaro degli Stati Uniti. Nessun'altra valuta al mondo avrebbe potuto essere convertita in oro. Bene, Nixon aveva il problema della guerra del Vietnam, aveva inondato il mondo di greenback, di dollari, e alcuni paesi si erano accorti che il valore effettivo del dollaro in circolazione non corrispondeva più ai depositi d'oro che erano stati accumulati nel frattempo a Fort Knox, quindi della Federal Reserve Bank. Che cosa avevano fatto gli stati? Uno in particolare, ma non solo questo. La Francia si era accorta che questo rapporto non sussisteva più. Ha cominciato a mandare all'incasso, a chiedere il controvalore dei dollari che mandava la Federal Reserve in oro. Bene, Nixon si era reso conto, perché evidentemente era stato informato, in quel periodo il Fort Knox, dai depositi di Fort Knox erano già usciti 90.000 tonnellate d'oro. Se andate in internet potete farlo, c'è ancora il discorso originale di Nixon. Nixon dice: io ho dovuto fare questo per difendere la speculazione internazionale contro il dollaro degli Stati Uniti, dimenticandosi, purtroppo succede anche questo alle persone umane, dimenticandosi che era stato proprio lui, con la sua attività di spargere il dollaro presso tutte le banche centrali del mondo, che aveva sparso l'inflazione interna degli Stati Uniti a tutto il resto del mondo. Però dice: l'ho fatto per difendere il dollaro degli Stati Uniti. Questo è un primo passaggio che, vedete, le informazioni a volte devono essere enucleate e ben ricercate. 1971, primo picco, non solo gli accordi di Bretton Woods che non sono più validi, ma abbiamo anche la prima crisi petrolifera. Dopo nel 1973 si ripete. In sostanza tutti i paesi del mondo possiamo dire che hanno avuto un periodo di inflazione a 2 cifre, prima di tutto perché il petrolio costava di più e poi perché si trovavano nelle banche centrali delle casse piene di dollari, ma questi dollari non avevano più la convertibilità in oro e quindi si trattava soltanto di aver inondato il mondo di carta stampata, non più di valore intrinseco ponderale. Arriviamo al 1981, anno in cui Letta dice che è stata una cosa favorevole per lo Stato, il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. In effetti, se andiamo a vedere questo grafico, dal 1981-82 circa, l'inflazione comincia a ridiscendere e ridiscende fino al tasso del 5% a partire dall'anno 1987. Dall'87 fino al 2012 vedete che l'inflazione resta più o meno lì, quindi c'è stato un periodo deflattivo. Ma come è stato un periodo inflattivo per il mondo, possiamo altrettanto arguire che è stato un periodo deflattivo o un periodo di inflazione bassa per tutto il resto del mondo, perché se dal 71 abbiamo visto il picco, significa che nella parte finale del grafico che il mondo ha risposto secondo un andamento deflattivo, quindi che per il semplice fatto che ci sia stato il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, come dice Letta, forse qualche dubbio, guardando questo grafico e facendo un minimo di attenzione a questo, a che cosa ci dice questo grafico, forse qualche dubbio lo possiamo legittimamente avanzare. Andiamo a vedere, c'è la seconda parte della descrizione di Letta che dice: abbiamo avuto bisogno per il debito pubblico di manovre aggiuntive. Vediamo le manovre aggiuntive, spero che possiate vedere nella scala, comunque ve lo dico io. Il grafico parte da prima dell'Unità d'Italia, parte dal 1870. Vedete, scusate, la riga nera è il prodotto interno lordo, sapete tutti che il prodotto interno lordo è la quantità di ricchezza che uno Stato riesce a produrre nell'unità di tempo, quindi noi prendiamo l'unità di tempo l'anno. La linea rossa purtroppo è il nostro debito.